Sì, cortesemente se c'è il ragazzo dell'amplificazione se può venire qua sul palco, grazie. Maestro Vinci. Oh, è una bella serata, eppure se non si vede. Sai chi c'è? Facciamo bella luna a mezzo mare. La luna crescente, crescente. Altra bella canzone del panorama folcloristico siciliano. E noi con piacere ve la dedichiamo e vediamo se siete attenti. Le risposte, vediamo se le sapete, me le dovete dare voi. Va bene? E la luna a mezzo mare. Mare dari, ari, ari, ari. Figlia mia pude dare, mamma mia avanzarci tu. Si dugno muraturi, tu vai, tu nella canzone a mano teni, 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 teni. Si piglia la fantasia. Non sento, non sento. Non sento, rifacciamola di nuovo. Si piglia la fantasia. Accettaro. Accettaro. Accettaro, a sentire. Oh mamma, mi voglio maritare. Oh mamma, mi voglio maritare. Oh mamma, mi voglio maritare. Figlia mia, tu ne dare, mamma mia, per farci tu. Si dugna allo forraro, i nell'uomo che c'è a mano teni, 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 teni. Si piglia la fantasia. Stavolta non sento, stavolta non sento. Allora, io l'ho sentito, lo sapete, dice la signora, ah, giocavo un compagno di ballo, vero? Finalmente la signora ha trovato il compagno di ballo. Allora, il Ferrari io ho mattetto. Si piglia la fantasia. Allora, dire lo dicono, a noi non arriva, ma lo dicono, vedo le bocche che fanno, vuoi dire che lo dico? Ah, perché stanno mangiando, non perché stanno facendo cose. Oh mamma, mi voglio maritare, oh mamma, mi voglio maritare, oh mamma, mi voglio maritare, figlia mia, tu ne dai, mamma mia, facciate tu. Attenti, si dugna all'uomo per i giovani e la pompa a mano, teni, 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 teni. Si piglia la fantasia. Bravo Pia, la figlia mia! È preparato, il tuo mestiere. Ha fatto le scuole alte. A un dice Capiterino? No, no, a Gemello. A Gemello, sì, sì, a Gemello. Gemello. Oh mamma, mi voglio maritare. Oh mamma, mi voglio maritare. Oh mamma, mi voglio maritare. Figlia mia, pure dare, mamma mia, per cazzo tu. Si dugna all'ortolano, i giovani nell'uso solo a mano teni, 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 teni. Si piglia la fantasia. Ah, oh mamma, mi voglio maritare. Oh mamma, mi voglio maritare. Oh mamma, mi voglio maritare. Figlia mia, cosa fare, mamma mia, facciate tu. Oh, hey! Vai con l'applauso, vai con l'applauso. Un saluto agli amici di Liceto di Bu. Ciao, ciao. Complimenti. Allora, Che vogliamo fare? Facciamo ballare un altro po', che ne so, facciamo una mazurka. no, facciamo una... Allora, c'era la signora, aveva trovato partner per ballare ad Arante. Signora! Signora! Oh, non me lo Signora! ricordo. Ora che ha trovato il partner. Gli facciamo una tarantella così. Tarantella o mazurka, che preferisce? Tutto quello che volete, tutto quello che volete. Mazurka, mazurka. Maggiorchiamo, maggiorchiamo. La faccio io, la volete che la faccio io o Davide? Davide. Manuel. Scusa. Già per meraviglia. Un battimento no. Ancora con una bottiglia di acqua già sembra poco, figuriamoci se beviva che cosa. Davide.
È perché ha preso il posto di Davide Campagna, per quello. Ah, ho capito. Vai? Chi è? E un applauso a questi ballerini, stupendi. Signora, finalmente l'abbiamo trovato. Allora, Prima di andare avanti lo dobbiamo fare, lo facciamo sempre volentieri. Molti dei nostri colleghi musicisti se lo ricorderanno ovviamente. Noi se siamo qua che suoniamo, un grazie lo diciamo ovviamente sempre a Renato che è qui con noi, che ci porta avanti, ma soprattutto vogliamo sempre ringraziare e ricordarlo sempre il nostro boss, il principe di Savonara, Ugo Venuti. Vogliamo fargli un applauso. allora, cari Gaspare, amici. Oh, ma se non sbaglio tua moglie è di Cavaliere? no, Non è di Cavaliere? di Majorani. Vabbè, la vicino Cavaliere. Io sono un cavaliere. Che sei tu? Ah, un cavaliere. Ho delle origini cavalerote. Tua moglie è di Cavaliere. Non è vero, io ho sogno di cavaliere. Sapete tu è Cavaliere, vero? Sotto Saponara. Non è di là? lui? No. Va bene. Io sono un cavaliere. E mio nonno mi disse, senti bene, quando muoro sto bello cappelluzzo delle tenere tu, ti raccomando. E io mi butto a casa. Questo qua è un cappello di mio nonno. E avevi 75 anni. Che l'hai tu? Sì. E Allora- noi ve la dedichiamo stasera questa canzone. Prima però, se ci vedete ridere a me e al maestro Vinci, poi vi spieghiamo il perché. Vediamo come si comporta Gaspare. E ancora più due pazzi bastonati, ancora chi stiamo cosa? Un cappelluzzo. Vai con le mani, dai!
neri, perché sono cavalieri e lo stesso mi fa pagare. Che tengo un capo addosso, che tu sei saporito, io me lo voglio mettere quando mi faccio sì, io non lavoro mai, è un nobile mestiere, basta che mi salutano. Salutiamo cavaliere! Tu sì, bestie, iencionato, attacca maestro. Nella famiglia nobile, nella famiglia tutti, avevo gli scalpi rotti e viva la nobiltà. Io tengo un bel ricordo che mio nonno mi ha lasciato e questo mi consola della mia nobiltà. Tutti insieme! Che tengo un capo addosso, che tu sei saporito, io me lo voglio mettere quando mi faccio zero, io non lavoro mai, è un nobile mestiere, basta che mi salutano. A voglia mi demuccio, se tu sei più bestia io, attacca maestro. Nella famiglia nobile, nella famiglia tu, avevo gli scalpi rotti e viva la nobiltà. Io vado dal barbiere, perché sono cavaliere, e allora pure lui adesso mi fa pagare. Io tengo un capo addosso, che tu sei saporito, io me lo voglio mettere quando mi faccio zero, io non lavoro mai, è un nobile mestiere, basta che mi salutano, come mi salutano a me, Tutti insieme salutate! salutiamo cavaliere. Oh, hey! Stavolta non hanno niente da ridere. Non è perché- vero, maestro, abbiamo riso, lasciamo stare. Lasciamo stare, lasciamo stare. No, non posso lasciare stare, 40 anni che fa queste canzoni, 40 anni, quanti anni hai tu? Io, 42. 42, 40 anni che fa queste canzoni e ancora su un fun, E io faccio il medley. un middle. Ogni volta faccio il Soprattutto misto. sta canzone su 10 volte non vota sbaglia e magari stasera ha sbagliato. A ciò che dici, a ciò che dici. Allora, un'altra delle canzoni belle che a noi piace ricordare e portare sempre in giro è Aviano Sciccarello. Stasera vediamo se ci sono 4 baldi giovani o anche Oppure, meno giovani, o salgono sul palco. ma anche dopo, o scendo la io. signora va a chiamare, signora per favore, deve venire lei. Allora, sai che faccio? Scendo io. Aspetta, alle scale, da dove stai passando? Ehi, Alle scale, il ginocchio se non è uno battuto battero. Allora, signora, venga qua. Che mi fa? Signore, venga qua. Ormai che fa? Ne piglia due. Una pesciola ne piglia due, una pesciola con una fava, a chi che due ne piglia una volta. Va bene. Ah? Qualche altra persona? Qualche altro volontario che vuole alzare la mano? Sì, già. Spontaneamente, sì, molto spontaneamente. Molto Facciamo un applauso a questi partecipanti che volontariamente hanno scelto di venire qua. Allora voi dovete sapere, noi ovunque andiamo mettiamo in palio un premio che offre il nostro Renato. Praticamente lui è di larga mano, quindi Renato Venuti. e stasera ha voluto mettere in palio qua, a onore a Ugo, questo sempre, ha voluto mettere in palio una crociera per 2 persone. No, ci sono pure chi di terza età crociera, non mi preoccupate, poi se non c'è nato oggi qua, quindi non è così. Allora come facciamo ad andare in premio questa crociera? Noi facciamo che questi balde signore e signore, aspetta un po' di dovranno imitare il verso dell'asino. O bella marcia, prega per noi, signori, so bella marcia, che siano di preghiere. I giudici sarete voi li ascoltate e dovete applaudire per quelli che più vi piacciono. Quindi però applaudite per uno e non per l'altro, se no che già sono confonduto, per natura mi confondo sai ancora. Maestro Vinci, quando vuole, Aviano Sciccarello, vai. Ah? Non te ricordi. La cantiamo tutti insieme questa canzone. Aviano Sciccarello,
aspetta, non un singhiozzo! aspetta, venga qua, aspetta. Non capero niente. L'asino, yes. No, non parla italiano? Ah. Do you speak English? Non si preoccupi, Gaspare, No, io francese, parlo. cinese, Io- portoghese, No, io apro scandinavo, spagnolo. tutte cose che parla. Io parlo spagnolo. Ah, no, ho capito. No, Vabbè, io un shake speak- internazionale. Io speak English, speak Pao, speak fagiolo, tutte cose faccio. Io internazionale sono. Sì, Gaspare, fai sentire il cinese come lo parli? Adesso noi siciliano, io capisci meglio siciliano, metti pure con me, meglio. Allora, allarghiamo, perché le persone devono vedere e poi devono giudicare. Siamo pronti? No. No, aspetta, c'è una cosa, mi sono dimenticato di dirle. Praticamente deve fare 3 volte io, e poi c'è a sgrusciata. I shake fanno così, che ne so, io quando perché shake che fanno stamattina. E come fanno? E quando ragliava faccia. La scrusciata. Ok, avete ascoltato? Aspetta, avete ascoltato? No. Che vuol dire questo caso? Che dopo tanti anni che facevo shake non facevo stasera. Ah, ho capito, pensavo, dopo tanti anni. 70 anni shake, no, aspetta. E quando ragliava faccia. Davanti, signor Luzza. Aspetta. Chi è quella sua nipote? Chi è? Sai quanto shake che ci sono fanno buono? E quando ragliava Assieme. È stanca signora, è pusata e sta chi c'è. Signora, venga qua, la signora ridi. Ti spassi dopo, lei rideva prima, ti spassi ora. Ah, poi la signora sentiamo cantare, E quando ragliava faccia. Quando faceva lei che sei assappacato. No, un presidio medico c'è sempre qua, la bomba allo studio c'è sempre. I capignata ora. L'unico uomo di questa serata. E quando ragliava faccia. Aspetta. A scrusciata. Tu mi sa tempo, io. È importante la cosa. E quando ragliava faccia. Mo sputò tutto. Sputò per avanti e giro per qua, come dice, no, sai? Allora, ora li avete ascoltati, adesso tocca a voi. Io si scappava la dentella, avevo schizzato voi, sa quanto costa una dentella oggi come oggi? A proposito di dentera, Gaspare, la contiamo. Poi ci contiamo. La contiamo dopo a proposito di dentera. Sì, perché qua la sfida è No, molto la va a emozionante. contare ora, la va a contare. Allora, dovete sapere che noi, il 24 di luglio, c'è stata la ricorrenza della... il suo compleanno, tanti auguri. Era la ricorrenza della morte di Ugo Venuti, che era il nostro rappresentante. Facciamo un applauso a Ugo Venuti. E noi a Savonara abbiamo organizzato una serata e nel mentre dovevamo fare una piccola sfilata attorno al paese, aspettavamo Renato, lui, che doveva venire perché dovevamo partire tutti insieme. È arrivato tutto tranquillo, tutto. È venuto a salutare alcune persone. E dice, ciao, come stai? Guarda tutta faccia, insomma Renato, come mai parli in questa maniera? Oh, che c'è lo stesso io? Mizzo, mi scudato intera casa! Cioè è venuto là e si è dettivato la dentera. Ci so vado, c'era un ragazzo là, ci so, poi dice che ti do nonno, guarda se ci va buona. Non ci va buona, poi la foglia l'ha portata e tutto qui davanti, vero Renato? Un applauso a Renato Venuti! Allora, venga qua. Mi dà l'accordo maestro? E quando ragliava faccia. Allora, 1, 2, 3, applauso. Mi raccomando, chi batte per uno non per l'altro, Allora l'ultimo, l'ultimo in capignata.
E quando ragliava faccia. Applauso. Niente. Ancora siamo... La signora è in vantaggio, la signora del... Signora, venga qua. E quando... Non mi simpatico, attenzione, così non abbia posto. E quando ragliava faccia. Uno, due, tre, applauso. Adesso il nostro amico qua. Allora, due consigli. Facete per già, così a me non mi arriva niente. Ah, così ci arriva la signora però. E quando facete attenzione non mi scappa in terra. Levatevi i piccinetti Così. davanti, levate i piccinetti davanti. È Ok. pericoloso. Allora Salvatore mi ha detto a posto, dice che la prossima buona. Ah, la prossima buona. Sì. Se non faccio 4 coppie Matteo, di sotto anche a buona cosa. No, lei si mette là, non mi ci scappa, ma la piglia a La volo. prende al volo, capito? Ci siamo? Si giri. E quando ragliava faccia. Ok, 1, 2, 3, applauso. Niente, ha vinto, penso che all'unanimità. No, secondo me la signora ha vinto. Facciamo spareggio. Volete No. fare lo spareggio o diamo il premio alla signora? No, sai che facciamo? Facciamo una cosa. Vinciamo tutti stasera. Tanto la nave è grande, quindi a crociera per 4-5 cristiani, tanto paga io, a me non mi interessa, se sono 6-7 non me ne frega niente. Allora, dichiariamo vincitore dello sceicco qui a Pellegrino la signora come si... Marianna, un applauso. La signora Nicoletta, il signor Francesco e la signora Antonella, vai un applauso. E siccome i tempi sono finito che su e in una crociera effettivamente dopo contattate da 4 biglietti e facete Messina Villa San Giovanni e tornate poi facciate dai una bella crociera musicale. Se la serata è buona c'è Va bene? E adesso noi, a me piace concludere sempre, io voglio sentire lo scecco di tutti. Lo facciamo tutti. E quando ragliava faccia. Oh, e noi voleva fare un scecco qua. Abbattetevi le mani che siete meravigliosi. Grazie. Maestro, vai con una tarantella. Sì. Aspetta che dobbiamo prendere l'organetto perché ora... Gaspare, dove sei? A scendere, anche a Nari Perché un non sei problema. salito da qua davanti, Gaspare? A scendere Sauto, anche a Nari. Gaspare, perché non Significa sei che salito da caviglia qua? non scherziamo. Buonasera. Allora, siccome gli amici qua ci prestano che ora dobbiamo iniziare con le zampogne, Allora, facciamo l'ultimo pezzo e poi chiamiamo Giovanni gli amici Mazzù. zampognari. Ok. Ci siamo, siete pronti? Giovanni, fra Giovanni. poco puoi salire, Giovanni, quando dici tu, Allora, questa bellissima tarantella, voi siete qua, possiamo ballare. Maestro Vinci, quando vuoi. Siccome chiudiamo con questa tarantella noi, vi vogliamo vedere ballare a tutti quanti, tutti in piazza, e poi lasciamo spazio agli amici. Margherita, dove sei? Eccola là, dobbiamo andare. Giovanni, ti puoi preparare tu, Voi attorno, con le mani, dai, tutti che ti balla, dai. Facciamo questa tecnica di festa, Pellegrino, forza!
Bellissimo. E viva Cubana, signori! Un applauso più forte a lui, al petto grosso del gruppo dei Caponelli di Sabalabetta, Michael Go!